Che te sei impazzita? Niente! Portato. Oh. No, e balla venire, cocainoma, aspetta. Ma che sei scema? Portacci due. A usare la frusta in un appartamento di Marcon c'era qualcuno di decisamente meno affascinante della lucciola incontrata da Carlo Verdone nella finzione cinematografica. C'era spesso e volentieri un uomo, e non uno qualsiasi, il marito della tenutaria della Casa del Sesso che i carabinieri hanno scoperto in paese. L'ennesimo bordello cinese, ma stavolta con un particolare diverso, una casa chiusa a gestione familiare e multinazionale. Perché se la maîtresse è cinese, il marito è italianissimo, un pizzaiolo, che aveva trovato una fonte di guadagni alternative molto più remunerativa, a giudicare dal viavai costante di clienti di tutti i tipi, giovani e meno giovani, insospettabili o meno, che entravano e uscivano dall'appartamento di via dello scautismo. La donna era un'esperta del settore, forse disturbata dai continui controlli a Mestre, aveva trasferito la base logistica dell'attività fuori dal centro mestrino, a Marcon, dove l'abitazione della coppia era diventata il nucleo della specifica attività. Partendo dai controlli sul territorio e dagli annunci sui giornali, i carabinieri hanno messo sotto controllo l'appartamento, scoprendo in poche settimane la quantità notevole di clienti. Quando è scattato il blitz, nella serata di ieri, i militari hanno trovato, oltre alla maîtresse, anche una prostituta cinese e un cliente che ha cercato inutilmente di coprire l'attività illecita del bordello cinese. In casa tutto l'armamentario di giochi erotici, anche decisamente singolari e stravaganti, necessari per le prestazioni sessuali, fornite in base al tipo di cliente e le modalità richieste. E nella rete degli investigatori è finito anche il marito italiano della maîtresse. È a questo punto che l'uomo ha ammesso di aver partecipato anche attivamente alle prestazioni con le frustate sadomaso richieste dai clienti più esigenti. Nel frattempo l'immobile e il materiale sono stati sequestrati e la strana famiglia allargata è stata portata in caserma. Per la tenutaria cinese è scattato l'arresto, per il marito e il cliente la denuncia per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, mentre la lucciola irregolare è stata avviata verso l'espulsione.